Finita la fase sperimentale, comincia in tutto il Veneto la digitalizzazione delle prescrizioni mediche. In sostanza è il via all'era della ricetta elettronica. Gianni Manzo. La vecchia ricetta cartacea è ormai destinata ad andare in pensione. Dopo la sperimentazione parte in tutto il Veneto la digitalizzazione delle prescrizioni mediche e farmaceutiche. Diventerà operativa nella prossima primavera e rappresenta la prima tappa del progetto relativo alla creazione di un fascicolo sanitario elettronico che accompagnerà il cittadino sin dalla nascita. È stata sperimentata la dematerializzazione della ricetta rossa sia a Belluno che a Treviso, i risultati sono stati buoni, fa parte di un progetto più ampio che è il fascicolo sanitario che è appunto la storia clinica della persona. Maggiore efficienza e un considerevole risparmio. Sicuramente minori costi, quindi una maggiore sostenibilità del sistema, se non altro perché la classica ricetta rossa non sarà più presente e certamente un'accelerazione di tutte quelle che sono le procedure amministrative, quindi dalla fatturazione ai pagamenti, perché tutto è informatizzato. Il modello adottato in Veneto sarà proprio nelle altre regioni. Una organizzazione che è stata riconosciuta nel recente rapporto dell'Università Bocconi come un modello organizzativo da trasferire a tutte le regioni proprio per la sua efficacia e la sua immediatezza. Ogni anno in Veneto vengono effettuate 60 milioni di prescrizioni farmaceutiche e specialistiche e sono coinvolti circa 4.500 medici e 1.330 farmacisti.